Allora torniamo da Paolo Benvenu. C'è stata a Benvenu una sentenza nei giorni scorsi della Procura di Belluno per quanto riguardava la sospensione dal lavoro e dallo stipendio di personale sanitario di una RSA che si era rifiutata di sottoporsi a vaccino. Il giudice ha valutato che la decisione della RSA è compatibile con il diritto di ciascuno di noi di non essere contagiati da persone che non si curano. Cosa ne pensa? Io penso che quella sentenza sarà impugnata di fronte alla Corte Costituzionale, sì. Perché la Costituzione non obbliga nessuno a trattamenti sanitari particolari e quindi mi pare che non sia, come dire, coerente dal punto di vista della norma prevalente, che è quella appunto costituzionale. Dopodiché è del tutto evidente che persone che non vogliono vaccinarsi non possono stare a contatto con i pazienti, con persone particolarmente fragili e quindi vanno spostate ad altre mansioni e ad altri compiti. Questo mi pare che sia assolutamente, come dire, indiscutibile. Mi permetto solo di fare un paio di considerazioni che riguardano la discussione precedente a cui non ho potuto partecipare. Prego. Intanto devo dire che nel Veneto siamo all'inizio praticamente, lo avete detto voi nella trasmissione, nella vaccinazione della categoria in assoluto più fragile, che è quella degli ultra ottantenni. E mi pare che questo sia un fatto, diciamo così, grave, insomma, comunque che certamente pesa, insomma, sul piano vaccinale. Posso raccontare un episodio che mi coinvolge, insomma, personalmente. Ho parlato con un amico che mi ha detto: figo, in Veneto la mia compagna, lui è lombardo, che lavora all'università, credo sia ricercatrice o dottoranda, insomma, all'Università di Verona, è stata chiamata per fare il vaccino. Pensa che lei è in DAD. E si è vaccinato il personale universitario, probabilmente in previsione di una ripresa dell'attività in presenza, però evidentemente non sono state rispettate le priorità, insomma qua è inutile menarla, la questione è questa, non è che ce ne sono altre. Ovviamente io non dico assolutamente che non ci sia stato, come dire, no, il gioco della favorire gli amici eccetera, ci mancherebbe altro, però sono state fatte delle scelte probabilmente improvvide. Dopodiché faccio un'ulteriore considerazione. Vorrei ricordare alla Lega e al PD che sono insieme in questo momento al governo e che il governo Draghi era in carica quando si è discusso della questione dei vaccini in sede di WTO, e per me resta la questione fondamentale, perché qua stiamo facendo come dire, siamo come i polli di Renzi, scusate, i galli, insomma, che si combattono fra di loro quando insomma, vanno insieme al macello. Questa è la questione di fondo. Se non si affrontano i temi, diciamo così, di fondo, se non si entra nel merito reale delle questioni, e la questione fondamentale è che va sottratto il vaccino per oggi e per quello che accadrà e potrà accadere domani alle logiche del mercato e alla gestione dei big pharma, noi continueremo ad essere in questa condizione, perché non siamo fuori dalla pandemia e soprattutto, stante il quadro generale con cui ci stiamo confrontando e ci dovremmo confrontare, la possibilità che si ripetano fenomeni pandemici e che questa pandemia comunque continui ad resistere a lungo e che quindi ci sia ancora bisogno di vaccinare e continuare a vaccinare le persone, se non si toglie questa proprietà dei vaccini alle imprese e si restituisce al pubblico il suo ruolo, non si va da nessuna parte. Qua
La questione fondamentale è questa: se non lo avete capito e continuate a fare il ragionamento, è colpa vostra, è colpa di quest'altro, è colpa di quell'altro, non si va da nessuna parte. Vorrei ricordare all'assessore leghista che mentre in Parlamento europeo la Lega votava la nostra mozione sulla moratoria dei vaccini, la europarlamentare Gancia, che se non sbaglio dovrebbe essere la moglie di Calderoli, insieme ad altri scriveva una lettera alla commissaria al commercio dell'Unione Europea che l'Unione Europea doveva tutelare la proprietà dei vaccini. A questo livello avete ridotto la politica. Questo vi dovete vergognare tutti. Questa è la questione fondamentale, perché invece di affrontare la questione principale senza affrontare il nodo vero, strutturale della questione, allora, come hanno fatto altri nel passato sia Salk che Sebin dissero che i vaccini, che sono la vita, non si potevano brevettare, e questo è il punto. A partire da qui si può pensare ad aumentare del 50% la produzione e soprattutto fissare un punto fondamentale che non potrà più essere né mai essere, che di fronte a situazioni gravissime come questa e altre che si potranno determinare, giochi ancora la logica del profitto e del mercato e non quello dell'interesse generale e della salute di tutte e di tutti. Questo è il punto. Il resto sono solo chiacchiere di politicanti.